emozioni e risultati anche per i nostri colori. Infatti, lo ricordiamo, non si concluderanno oggi. Alla corsia numero 7, Deren Vedrana della Croazia con 22,96, chiude questa finale un'atleta ucraina alla corsia 8, ma credo che ci regalerà delle emozioni. E noi lo speriamo tanto, anche perché abbiamo veramente... Entriamo in cronaca diretta, la parola allo start per dare il via ai 50 metri fitness assoluti femminili. E sono partite le atlete, scorrono nella playa, si spinge gambe e braccia, testa giù e si vola, Alberto, verso la fine. Si vola bene, c'è un po' di margine, vediamoci, lottiamo per il podio, vediamo la tocca della piastra, lottiamo per il podio, 21,85, record del mondo intanto per l'atleta Simonova, la medaglia di bronzo per l'Italia. Spettacolo a Lumiano, spettacolo alla piscina olimpica del Giattore, 21,85, un altro record del mondo assoluto, spettacolare l'atleta russa, e altrettanto spettacolare il botto per noi, Elisa Mammi, medaglia di bronzo al MEF. Felicissimo, sarà felicissima, diciamo era meno aspettato dei 200, quindi ancora più soddisfazione, tempo di livello assoluto per l'Elisa, 22.